portato in primo piano episodi continui di violenza sempre più grave commesse da giovanissimi. L'episodio più grave è quello che si è verificato giusto una settimana fa a Varago di Macerata, con un ragazzo di 17 anni che è stato ucciso a coltellate da un altro giovane poco più grande di lui, 18 anni, ma sono continui insomma gli episodi che vi raccontiamo nei nostri telegiornali. Baby rapinatori la scorsa settimana in centro a Treviso, ragazzi sorpresi a girare proprio l'altro ieri pomeriggio in città con dei coltelli. Insomma, che cosa sta succedendo a questi ragazzi e che percezione possono avere loro della gravità di quanto stanno facendo? Dottoressa Pizzoferro. Intanto vorrei fare un attimo una riflessione proprio sulla percezione, la percezione che possiamo avere anche noi adulti. Si è parlato di un aumento di questi episodi di violenza. Io vorrei che fosse diciamo, un attimo chiaro che non sappiamo se gli episodi sono in aumento, sappiamo che se ne parla di più e questo è sicuramente un bene, nel senso che la società è diventata più sensibile ad episodi di violenza, non solo di violenza giovanile, di violenza sulle strade, ma di tutti i tipi di violenza, anche di violenza sulle donne, di femminicidi. Ora si parla, ma non si parla perché è un fenomeno più diffuso di quanto fosse 50 anni fa. Se ne parla perché la società evolve, matura e dei fenomeni che prima erano accettabili ora non lo sono più. Quindi vorrei un attimo circoscrivere il fenomeno, perché altrimenti si pensa che i ragazzi siano peggiorati. In realtà di eventi violenti ne ricordiamo anche in passato, anche molto famosi, ricordiamoci Erba, ricordiamoci la strage di Gorgo al Monticano e tanti altri episodi di cronaca. Semplicemente dobbiamo considerare che se noi cresciamo come società e ci evolviamo, è giusto che ci occupiamo di fenomeni che ci sono sempre stati, che se agiamo nelle premesse a livello educativo, di creazione di spazi per questi giovani, possiamo incanalare diversamente un'energia che, se è costretta, diventa rabbia, diventa violenza. Ecco, professor Filippi, dal punto di vista proprio sociologico, come ci si spiega questo? Beh, apparentemente è paradossale, perché allora innanzitutto abbiamo sempre meno giovani per effetto di una cattiva demografia, di una caduta delle nascite e quindi dal punto di vista proprio quantitativo, dal punto di vista numerico, i giovani, gli adolescenti sono in continuo deciso calo, eppure sembrano fare, come dire, in modo crescente notizia o cattiva notizia. E dall'altro bisognerebbe ricordarsi che proprio circa 50-55 anni fa la stessa società trevigiana era spaventata dai giovani che contestavano, che uscivano dalle scuole, che contestavano i professori, contestavano gli adulti, contestavano i genitori e quindi ecco, non erano più quelli di prima. E quindi noi ci troviamo oggi anche qua con una nuova sorpresa, cioè i giovani, pur essendo numericamente in calo, risultano più visibili e li colleghiamo a una dimensione, come dire, quasi criminosa, tra cui ad esempio l'aumento di coloro che portano armi da taglio con sé. Ecco, io credo che ci sia su questo sono d'accordo che c'è per fortuna un'attenzione maggiore, però ci deve essere anche, come dire, dall'altro una tolleranza minore nei confronti di questi episodi e soprattutto uno sforzo educativo maggiore che non può essere più solo della famiglia, non può essere più solo della scuola o di altre agenzie, ma deve essere, come dire, una cosa che sta a cuore a tutti, nel senso che i giovani non sono i figli di alcuni, sono il futuro nostro, quindi sono i figli in un certo senso di tutta una società, quindi la responsabilità educativa è una responsabilità collettiva da cui nessuno può tirarsi indietro.
Ecco, dottoressa Pizzoferro, ne abbiamo molto parlato negli ultimi anni di questo crescente disagio dei ragazzi, che si è acuito naturalmente nel periodo del Covid. Ora fortunatamente, insomma, sembra passata la situazione, le limitazioni non ci sono più già da parecchio tempo, eppure continua a manifestarsi questo disagio giovanile. Ce lo dicono, oltre che questi episodi, diciamo, che sono la punta dell'iceberg, ce lo dicono anche, per esempio, tutti i dati relativi ai disturbi alimentari, no? dei ragazzi, che sono in fortissima crescita, alle richieste di supporto proprio psicologico di tanti giovani e di tante famiglie. Perché questo? Sì, mi riallaccio un po' a quello che diceva l'altro ospite, molto interessante. I giovani sono di meno ma sono più visibili. Ecco, sono proprio quei giovani che danno questi segnali, che sono visibili, e quindi ci viene da domandarci: ma se un giovane non reagisce con aggressività o non reagisce come portatore di disturbo, ha uno spazio di visibilità? Per questo io richiamo all'importanza di agire prima che succedano questi episodi, non solo di degenerazione nella violenza, ma anche prima che ci sia la psicopatologia, perché purtroppo c'è molta poca attenzione a quanto si deve fare prima stabilmente per la crescita di queste generazioni, che sono appunto di meno, ma sono i figli di tutti, sono il nostro futuro. È abbastanza comune fare degli interventi in emergenza quando ci sono delle problematiche. È successo per esempio in tempo di Covid, sono stati stanziati dei fondi straordinari per inserire degli psicologi nelle scuole, ma finché il fondo è straordinario, lo psicologo a tempo agirà appunto su un'emergenza che è già avvenuta. È necessario invece operare sulla prevenzione, cioè avere degli spazi e dei supporti per i bambini che poi diventeranno giovani, poi diventeranno adulti, per poterli seguire durante la crescita e poter costruire una crescita sana. Quindi non intervenire sempre quando le cose vanno riparate, ma avere una società che costruisce fin dalle fondamenta una generazione più solida. Ecco, ma come mai secondo lei, dottoressa, questo disagio con la fine della pandemia, anziché essere come dire, in fase calante, sembra invece sembra o è, questo ce lo diranno i mesi prossimi, insomma, in crescita? Io lo dicevo spesso anche quando ci incontravamo con lei, con i suoi colleghi durante la pandemia. Non penso che il Covid abbia creato un disagio. Il Covid ha amplificato delle forme di disagio che già esistevano, perché una persona che sta bene con se stessa, sta bene nel suo contesto e con le relazioni, non esplode per un periodo più o meno prolungato di limitazioni. Ma se c'è già una fragilità pregressa, è come se questa venisse a galla. E una volta, come vediamo in questi giorni, una volta che l'acqua supera l'argine, poi difficilmente si riesce a riportare nella sua carreggiata come se nulla fosse. Quindi se questo disagio in qualche modo ha trovato una via di espressione, non si può chiedere semplicemente di tornare indietro. Ormai il disagio c'è, e finché non lo andiamo a curare appunto nelle fondamenta, ma e anche seguendo, dando degli spazi di espressione anche positiva, perché io mi domando, questi giovani, se non vanno, diciamo, nelle prime pagine dei giornali perché fanno qualcosa di negativo, quando è che si parla di giovani che fanno cose buone? Certo, professor Filippi, quindi diciamo, è stato superato l'argine, bisogna cercare di guardare oltre? Di guardare oltre per un motivo molto semplice, perché credo che i ragazzi, i giovani, gli adolescenti, chiamiamoli come vogliamo, si dice in modo un po' così retorico ed enfatico, sono il futuro. Vabbè, ma io direi sono oggi una risorsa doppiamente preziosa. Sono preziosi dal punto di vista demografico, perché la nostra è una società dalle culle vuote e quindi è bene, come dire, valorizzare quei pochi giovani che ci sono, e dall'altro però, al di là dell'aspetto quantitativo, occorre anche, come dire, che crescano bene,
che crescono possibilmente in un contesto di serenità, in un contesto reattivo, in un contesto a loro assolutamente favorevole. Per cui invece di dire che sono il futuro della società, io direi sono letteralmente, ma proprio letteralmente, la ricchezza della società futura. Non ne abbiamo altre, sono loro. Ecco, quindi io direi che è interesse assoluto degli adulti di varie educative, formative, eccetera, ma è assolutamente dovere della società degli adulti avere un occhio particolarmente, come dire, attento e favorevole nei confronti di questi che per effetto generazionale costituiranno la Treviso di domani, e quindi il nostro interesse è che sia una Treviso buona e che quindi ci sia come dire, una qualità umana, prima ancora che una qualità sociale, una qualità umana certamente di buon livello. Quindi ecco, senza come dire, assegnarli a categorie del tutto negative come piccoli criminali crescono, ma sapendo che abbiamo un potenziale di ricchezza che va assolutamente coltivato e curato. Sono proprio loro quelli che daranno, come dire, per usare il termine economico, il valore aggiunto sociale dei prossimi anni. Ecco, dottoressa Pizzoferro, approfittando anche di questo, come dire, palcoscenico, sicuramente ci saranno genitori, nonni che ci stanno seguendo, no? in questo momento, quali sono i consigli, suggerimenti, insomma, che lei si sente di dare alle famiglie per intercettare, insomma, queste situazioni prima che possano in qualche maniera poi diventare gravi ed allarmanti? Molto spesso sentiamo episodi di cronaca e sentiamo poi le famiglie che cadono dall'albero, no? Pensando ma come era una ragazza bravissima, un ragazzo bravissimo, come è possibile? Quindi che cosa dobbiamo fare noi come genitori, come famiglie proprio per stare attenti a queste situazioni? Sì, io comprendo perfettamente lo stato di angoscia che possono avere i genitori quando ascoltano questi fatti di cronaca. Per esempio io ho un figlio 17enne e abito neanche tanto lontano da Varago. Ovviamente ho sentito la risonanza emotiva e ho pensato come potevano sentirsi tutti i genitori della zona all'idea che semplicemente fanno uscire un figlio nel parco vicino casa e succede quello che è successo. Quello che posso consigliare è superato il momento critico di non farsi guidare dalla paura nelle proprie scelte e nel relazionarsi con i propri figli, di non reagire d'impulso con la repressione verso il ragazzo, ma la repressione verso i fatti. Quindi dobbiamo sì cercare di evitare che questi fatti accadano, ma non dobbiamo portare i ragazzi a chiudersi ancora di più, quindi per questo non lasciarli uscire, non lasciarli avere delle relazioni. L'importante è che li possiamo osservare e possiamo rimanere in ascolto, perché tante volte quando si dice non c'erano stati dei segnali, in realtà se li stiamo ad osservare, se li stiamo ad ascoltare, i segnali di disagio ci sono sempre. È che spesso è difficile non reagire con rabbia, reagire con un vissuto di impotenza quando non si sa che cosa fare, anche quando si teme di essere responsabili di quanto accade. Perché se c'è così tanto disagio in questa società, sicuramente, e il collega sociologo potrà dirlo meglio di me, un disagio sociale dipende in gran parte dalla società e la famiglia è solamente una monade all'interno di questa società. Non può fare tutto da sola se non c'è il contributo del resto della società. Quindi i genitori devono non farsi guidare dai sensi di colpa e non farsi guidare dalla paura, perché sappiamo che ogni genitore cerca di fare il possibile per il proprio figlio con gli strumenti che ha. Quello che può fare è chiedere aiuto sicuramente, non pensare che sia colpa della famiglia perché è mancato qualcosa, ma se possiamo parlare dei problemi, possiamo confrontarci, possiamo anche trovare degli strumenti per cogliere meglio, stare in ascolto del disagio dei figli e cercare insieme degli strumenti di soluzione.
Ecco, professor Filippi, per concludere, il suo suggerimento alle famiglie e anche al mondo della scuola, perché abbiamo visto come in questi casi, insomma, anche tutto il mondo della scuola sia fortemente coinvolto. Bisogna partire da un dato di fatto, che piaccia o non piaccia, siamo oggi una società più fragile, per vari motivi qui si apre un vaso di Pandora. Siamo una società molto più fragile. In una società molto più fragile, con famiglie più fragili, abbiamo anche ovviamente, è inevitabile, giovani più fragili. Cosa vuol dire avere giovani più fragili? Vuol dire che dobbiamo avere un sovrappiù, un di più di attenzione, di cura, di sensibilità. Sto parlando non solo della famiglia, non solo degli insegnanti, io direi del mondo degli adulti in generale. Avendo a che fare con un materiale umano delicato, perché è in crescita e particolarmente fragile, ecco, dobbiamo avere, come dire, dare uno sforzo maggiore di comprensione e di rilevazione di quei segnali di difficoltà, chiamiamola difficoltà, di disagio, di fatica, anche psichica, che corre tra i ragazzi o rimbalza tra i ragazzi. Ecco, di questo dobbiamo avere oggi una maggiore attenzione. Se manca questo, non siamo in grado di comprendere il fenomeno, di rilevarne i primi segnali e di fare una efficace prevenzione che porta a disastri. Ecco, io vi ringrazio per essere stati con noi ed averci aiutato, insomma, a comprendere queste problematiche che stanno interessando il mondo dei giovani e dei ragazzi. Grazie a Fortunata Pizzoferro, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, e grazie a Vittorio Filippi, sociologo. Una buona giornata e un buon lavoro. Grazie a voi. Grazie ancora. Noi